L'aeroporto ucraino di Dnipro si è trasformato anche in una pista militare dove i voli civili si incrociano con quelli di guerra. Gli hacker di Putin, le unità e le strategie cibernetiche delle forze armate russe e la risposta della NATO. Gli universitari di Atene, speranze e disillusioni di una generazione di giovani segnata dalla recessione. In Ungheria l'industria del cinema, grazie alle produzioni internazionali, sta vivendo una nuova primavera. Gli architetti sloveni Rok Oman e Spela Videcnik hanno costruito un avveniristico rifugio sulla cima del Monte Canin, nelle Alpi Giulie. Aeroporto internazionale di Dnipro, lo scalo civile della terza città più popolosa dell'Ucraina, avamposto a est verso la guerra, che a dispetto dei numerosi cessate il fuoco non si è mai smesso veramente di combattere nel Donbass separatista filorusso. Qui i pochi aerei di linea che ancora arrivano dal resto d'Europa sono costretti a rullare tra i caccia Su-25 con i missili spiegati e gli elicotteri da combattimento Mi-17. L'unico caso in Europa di un aeroporto civile in funzione che svolge anche i compiti di un aeroporto militare in tempo di guerra. Qui arrivano i voli di evacuazione dei feriti dal fronte. Tetiana Anatolievna è la direttrice delle operazioni di terra. Conciliare i voli militari con quelli civili senza pregiudicare la sicurezza dei passeggeri è diventato il suo compito quotidiano. Questa è la zona rossa dell'aeroporto, è qui che atterrano gli elicotteri militari che evacuano i feriti dal fronte ed è qui che facciamo il triage verso gli ospedali della città o del resto dell'Ucraina. Non avremmo mai pensato che sarebbe potuto succedere e non eravamo pronti. Oggi questo aeroporto è diventato come un confine tra la pace e la guerra. Per fortuna adesso il traffico di elicotteri non è come all'apice del conflitto, ma abbiamo comunque una media di 30 evacuati al giorno. I feriti in pericolo di vita vengono medicati sul posto. Chi può essere trasportato a seconda della gravità viene portato in aereo a Kiev o in ambulanza negli ospedali di Dnipro. Il tutto magari mentre i passeggeri di un aereo di linea salgono sulla scaletta. Il nostro resta un aeroporto civile e voglio sottolineare la parola civile. Abbiamo dovuto far ricorso alle nostre procedure d'emergenza, quelle che hanno tutti gli aeroporti civili in caso di catastrofi. Ma ci siamo accorti presto che la guerra è un'altra cosa e la realtà è diversa dalla teoria che c'è nei manuali. Abbiamo dovuto inventare delle procedure nuove, abbiamo creato un comando militare all'interno e dovuto coordinarlo con quello della struttura civile. Quando la vita ti costringe a scegliere se aiutare o meno delle persone che stanno morendo, il cervello lavora più in fretta e ti fa fare le scelte giuste. Il comando militare si trova a margine della pista, in una vecchia palazzina. Il personale all'interno, che non ci è consentito riprendere, è costantemente allerta perché non si sa quando arriverà il prossimo volo con i feriti. Quando arriva la comunicazione dell'elicottero in volo, il responsabile dei militari avvisa la direzione civile che prepara lo scalo a ricevere i feriti. Sergei Krivorotchenko è il direttore dell'aeroporto. Il suo ufficio è diventato con la guerra una specie di sala di comando. Quando tutto è iniziato nel 2014 siamo stati sorpresi anche noi che gli elicotteri militari fossero schierati qui da altre basi del paese. Sono un ex pilota di caccia e ho esperienza con gli aerei militari. Questo mi ha aiutato sin dall'inizio. Abbiamo diviso le strutture in 2 distretti e creato un centro di coordinamento tra i militari e i civili. Ma non era possibile comunque sostenere tutti i voli, così abbiamo deciso di ridurre il traffico commerciale. Ora abbiamo solo 11 voli di linea al giorno, prima arrivavano anche a 25. Molte compagnie europee hanno dovuto abbandonare lo scalo, una scelta che ha fatto di quello di Dnipro ancora più un aeroporto di frontiera. Un aeroporto però che per i soldati ucraini impegnati al fronte fa la differenza tra la vita e la morte. Le polemiche sul presunto aiuto da parte di hacker russi a Donald Trump durante la campagna elettorale hanno riacceso i riflettori sulla guerra cibernetica. Hacker russi che sono accusati anche di manipolare i processi elettorali nei paesi europei. Il Cremlino però ribalta le accuse e lamenta di aver subito negli ultimi anni una serie di attacchi informatici alle proprie strutture militari e amministrative.
Per questo il governo di Mosca ha approvato un nuovo piano per garantire la sicurezza cibernetica della federazione e per contrastare le false notizie in rete lanciate, secondo il Cremlino, dalle agenzie di spionaggio straniere. Il ministro della difesa Sergei Shoigu, in un intervento alla Duma, il Parlamento russo, ha detto che le forze armate dispongono di una divisione che si occupa specificatamente di guerra cibernetica. L'ha sviluppata e l'ha utilizzata anche negli anni scorsi contro l'Estonia, poi contro la Georgia, come strumento di pressione, uno strumento in grado quindi da un lato di fungere da deterrente contro aggressioni alla Russia. La Russia oggi è capace di rispondere a qualunque aggressione cyber con armi offensive informatiche, ma anche come forma di pressione su alcuni paesi vicini che hanno avuto un atteggiamento aggressivo o comunque problematico verso Mosca, l'Estonia, ma anche la Georgia, che ha invaso l'Abkhazia scatenando poi la guerra del 2008. Oggi l'arma cyber è un'arma che anche per un paese come la Russia rappresenta uno strumento attraverso il quale difendere quelli che si ritiene siano i propri diritti, mostrare la propria capacità di esercitare pressioni non per forza sul campo militare. Se un attacco cibernetico fosse in grado di paralizzare anche solo per alcune settimane la distribuzione di energia elettrica, e faccio solo un esempio, questo potrebbe determinare un vero collasso economico in qualunque paese sviluppato. L'Alleanza Atlantica progetta nei prossimi 3 anni di spendere circa 3 miliardi di euro per aggiornare la propria tecnologia informatica e satellitare. Nei paesi baltici è già operativa una unità della NATO per la guerra cibernetica. La NATO ha creato da tempo proprio a Tallinn un centro per lo sviluppo di capacità cyber congiunto che comprende diversi paesi della NATO, non tutti, sia di tipo difensivo, cioè per proteggere le proprie reti, sia di tipo offensivo, quindi per attaccare le reti altrui. Poi ci sono i lavori che stanno facendo i singoli paesi membri della NATO, soprattutto la Gran Bretagna sta investendo molte risorse in questo settore. L'Italia dovrebbe investirne di più per sviluppare, io credo, capacità prima di tutto nazionali. Oggi pensare di farci proteggere dalle alleanze, inclusa la NATO, secondo me è un'illusione. Meglio svegliarsi subito, dotarci come Italia e come singoli stati di capacità di autodifesa, quantomeno difensive, se non anche di risposta offensiva, e farlo anche in fretta. I hacker russi sono particolarmente attivi nei paesi dell'est europeo. Recentemente in un caffè di Praga è stato arrestato un giovane russo sospettato di aver violato database del governo ed industrie statunitensi. Ignoti hacker hanno inoltre violato i computer del Ministero degli Esteri della Repubblica Ceca, rubando, sembra, anche documenti segreti della NATO. Alla vigilia del 1° maggio in molti paesi dell'Europa orientale e balcanica si registra una ripresa economica con un aumento del prodotto interno lordo. La ripresa della produzione nei paesi dell'Europa centrale e baltica si riflette in modo positivo sui tassi d'occupazione. Nei Balcani occidentali e in Grecia invece persiste una vasta area di disoccupazione. Per consentire un confronto, diciamo subito che nel 2016 da noi in Italia il tasso di occupazione nella fascia di età dai 20 ai 65 anni è stata del 61,6%, uguale a quello registrato in Croazia. Per tasso di occupazione stanno meglio di noi paesi come la Repubblica Ceca al 76%, i 3 paesi baltici sono intorno al 75%, la vicina Slovenia al 70%, più o meno lo stesso dato della Slovacchia e della Polonia. In Bosnia, Serbia, Macedonia e Montenegro, paesi che non fanno parte dell'Unione Europea, il dato dell'occupazione è paragonabile all'Italia. Drammatica la situazione in Grecia, dove il tasso di occupazione è al 56%. La Grecia è anche l'unico Stato europeo dove il valore del salario minimo è più basso rispetto al 2008, è pari infatti a 580 euro. Per i giovani con meno di 25 anni è 510 euro. Dopo 7 difficili anni, la Grecia resta ostaggio della crisi. Per la maggior parte della gente l'austerità imposta dall'Europa non ha prodotto risultati. I nuovi prestiti promessi dall'UE e dal Fondo Monetario esigeranno altri sacrifici e probabilmente alimenteranno altre proteste. Per fortuna c'è chi del futuro ha un'altra visione.
I giovani invadono le strade per contestare la riforma della scuola di Tsipras o protestare al fianco dei lavoratori contro tagli e tasse. Giovani militanti di estrema sinistra ogni anno ricordano la morte del 15enne anarchico ucciso 9 anni fa dalla polizia. La manifestazione termina quasi sempre con scontri e molotov. Alexis ci dice non partecipa agli scontri, è un modo sbagliato di protestare. Lui con altri compagni del Partito Comunista ad Atene sta organizzando le celebrazioni per il 100° anniversario della rivoluzione russa e dal banchetto permanente nella facoltà di Economia e Commercio sensibilizza i suoi colleghi sull'iniqua distribuzione della ricchezza mondiale. Qualche passo più in là incontriamo nei corridoi alcuni studenti in attesa di sostenere l'esame. Questa facoltà è in grado di prepararmi bene, ma anche tu non devi fermarti. Cosa pensi della Grecia di oggi? Penso che ci siano molti problemi, molti miei amici sono andati all'estero, anch'io forse me ne andrò, la situazione è veramente brutta. Come ti vedi tra 3 anni? Θα ήθελα να έχω τελειώσει τη σχολή μου. Vorrei aver finito l'università, terminato il master, magari aver trovato già il lavoro per cui ho studiato. Να βρω μια δουλειά που να είναι πάνω σε αυτό που μου αρέσει. La facoltà di Economia e Commercio è tra le più rinomate ad Atene e tra le più frequentate. In 97 anni ha laureato greci famosi tra economisti, politici, ministri. Oggi è giorno di lauree. L'aula magna è affollatissima, nessun familiare può perdersi il giuramento di fedeltà ai principi della professione. Sì, sì, muy felice. Oggi è un giorno speciale. Ναι, είναι μια πάρα πολύ συγχωριστή μέρα. Vengo appagata da una serie di sforzi. Αποδίδονται κόποι πολλών χρόνων. Cosa farà da domani? Με ενδιαφέρει κάποιο μεταπτυχιακό, ίσως στο εξωτερικό. Mi interessa un programma post laurea all'estero, ma in questo momento lavoro. Voglio fare molta esperienza. Γιατί ακόμα είμαι λίγο στο ψάξιμο. Ti piace questa Grecia come oggi? Ναι. Sì, ma ho in mente di andare all'estero, forse è una via d'uscita. Διέξοδο στο εξωτερικό, οπότε... È un periodo difficile, ma le opportunità ci sono sempre. Il livello della preparazione è molto alto, anche oggi. La Grecia della crisi offre opportunità per i suoi giovani e per il suo futuro. Lo pagherò, prendo tutto l'amore che ho. Tutto l'amore che ho. No, non si tratta di New York. Il video di Giovanotti del 2010, Tutto l'amore che ho, è stato girato in Ungheria, nei pressi di Budapest. Per la precisione, siamo a Etiek, negli studio Skorda, dove c'è un set permanente della Grande Mela, gettonatissimo da chi vuole realizzare un video, una pubblicità o una sequenza di un film senza doversi spostare oltreoceano. E poi c'è un grande set del Rinascimento, dove è stata girata la serie I Borgia. Poi ci sono gli studi, qui c'è il più grande d'Europa per il cinema con 6.000 metri quadri di estensione. Nei giorni in cui abbiamo visitato il luogo stavano girando la seconda stagione di The Last Kingdom, serie televisiva della britannica BBC. Impossibile tuttavia riprendere il set a causa delle forti restrizioni all'accesso di personale esterno. Fatto sta che le produzioni internazionali arrivano in Ungheria sempre più massicciamente. Nel 2016 è stato girato proprio a Budapest il sequel di Blade Runner che uscirà nelle sale 35 anni dopo il film cult di Ridley Scott. E sempre nei Korda Studios è stato realizzato The Martian, il sopravvissuto, film del 2015, diretto dallo stesso Ridley Scott. La svolta alla base di questo boom dell'industria cinematografica in Ungheria è da ricercare nello sgravio fiscale del 25% di cui godono le imprese del settore. Ce lo conferma Daniel Kresmeri, capo della produzione dei Korda Studios. International productions have been coming to Hungary since the 1980s.
Le produzioni internazionali cominciarono a venire in Ungheria dagli anni '80. Nel 2004, quando fu approvata la legge sugli sgravi fiscali, la capacità ha iniziato a crescere. Arrivavano anno dopo anno sempre più film e sempre più grandi. L'Ungheria è stata messa alla prova dalla comunità internazionale e si è ben comportata. Ma tutto questo ha anche dei lati negativi. Li vede ad esempio il vecchio lupo della produzione cinematografica ungherese, Aaron Sipos, grande conoscitore dell'Italia e autore di numerose coproduzioni europee, spesso a sfondo storico. C'è lui dietro il film Miss Arizona con Marcello Mastroianni o dietro quello su Giorgio Perlasca, commerciante veneto che salvò migliaia di ebrei ungheresi. Sipos lamenta il fatto che alla fine queste detrazioni nate per le coproduzioni europee hanno finito per favorire altri. Vere coproduzioni europee non ci sono a Budapest, invece ci sono tanti lavori cosiddetti service che le grosse società americane principalmente utilizzano la città e gli studi. Eppure, ricorda lo stesso Sipos, grazie a questi investimenti dall'estero, ormai più di 100 milioni di euro all'anno, tutti i professionisti della redditizia industria cinematografica in Ungheria riescono a lavorare e si tratta di migliaia di persone. Proprio dall'Ungheria proviene la pellicola che ha vinto a sorpresa l'Orso d'Oro di Berlino. On Body and Soul, sul corpo e sull'anima di Ildiko Enyedi, racconta la storia di una coppia che lavora in un mattatoio e scopre di avere lo stesso sogno durante ogni notte. Appeso a grossi cavi d'acciaio, fluttua nell'aria come fosse leggerissimo, vola sopra le Alpi e adagio scende sul posto pensato per lui, in perfetto equilibrio. Sfida gravità e intemperie il Canin Winter Cabin, un avveniristico bivacco a sbalzo posizionato sulla cima del Monte Canin, tra Slovenia e Italia. A 2500 metri d'altezza è il nuovo rifugio per alpinisti esperti in arrampicate, loro in particolare l'Associazione Alpinismo di Bovec, lo hanno voluto. A realizzarlo uno studio di architettura di Lubiana, Office Architecti, che siamo andati a conoscere. In questo particolare progetto abbiamo deciso di sviluppare lo spazio in altezza, come una mini torre. Ci sono 3 livelli, puoi scegliere a che altezza dormire e la vista da tutti i punti è spettacolare. Lavorare ad alta quota, una sfida che questo studio di architettura aveva già vinto con un altro bivacco high-tech realizzato sulla vetta del Monte Scuta, questa volta al confine tra Slovenia ed Austria. Negli ultimi 10-20 anni le Alpi si stanno affermando sempre più come effervescente laboratorio sperimentale per la messa a punto di nuovi e avveniristici bivacchi. Rock Homan e Spela Widecnik hanno saputo cogliere questo nuovo e promettente mercato. Fondatori dello studio Office, Rock e Spela, sono ex brillanti studenti della Facoltà di Architettura di Lubiana che già giovanissimi hanno vinto insieme gare internazionali, sempre insieme a Londra, hanno frequentato un master nella loro miglior scuola di architettura d'Europa, un sodalizio loro che dura da quasi 20 anni e che oggi dà lavoro a giovani architetti italiani e sloveni. Io ero molto tecnica, lui molto artistico, lui caotico, io organizzata. Io ero veloce, una brava studentessa, lui prendeva caffè, perdeva tempo. Queste grandi differenze ci hanno fatto lavorare in maniera perfetta nei nostri primi progetti insieme e così abbiamo deciso di collaborare con questa bella sintonia fino ad oggi. Sara Carciotti è uno dei giovani architetti che lavora per questo studio, triestina, figlia di mamma slovena e papà italiano. Qui, oltre confine, ha trovato un'importante opportunità professionale. Non si tratta solo di una lingua, si tratta proprio di una cultura. Se uno ti chiede tu sei sloveno o italiano è difficile da capire, perché io sono diversa di quelli di Lubiana come sono diversa da quelli di Roma. E noi di Trieste siamo speciali e questa è la nostra fortuna. Ma Lubiana diventa meta interessante anche per chi viene dal centro Italia, come Filomena e Mariangela, laureati in architettura alla Sapienza di Roma, hanno vinto una borsa di studio offerta dalla Regione Lazio. 6 mesi di tirocinio pagato fuori dalla regione e loro hanno scelto la Slovenia. Attraverso la borsa di studio mi permettono di entrare comunque in contesti internazionali, in un contesto comunque medio-grande, cosa che magari in Italia per il momento è un po' difficile nel nostro settore. Sto scoprendo che sono molto calorosi e hanno anche il senso della famiglia molto alto
e parlano benissimo inglese e molte persone studiano, anche perché qua l'università pubblica è totalmente pubblica, non paghi nessuna tassa. E poi ecco, c'è un ambiente abbastanza internazionale, insomma, eventi, circoli letterali, culturali, e è molto interessante.